stato creato il mese di ottobre da studenti all'università e la nostra volontà è dare a tutto il mondo, dunque di sensibilizzare i liceani, anche quelli che mancano all'università, che lavorano nella vita di tutti i giorni, i vecchi, gli anziani, a tutto il mondo, per poter democratizzare e depolitizzare la lingua corsa. Allora, sarà la terza volta che dico, ma quando la gente gli parlate corso, a gente non ha mica l'abitudine di sempre parlare corso, dicono sempre c'è nazionalisti che parla corso, e c'è la scappa di suo cammino qui, che non è mica vera, c'è la parlare corso, anche se l'idea che sia corso, sono nazionalisti, che è una conaria senza nome. È vera. E dunque noi ciò che non vogliamo fare di noi è di poter far lavorare tutta questa gente a non certi soggetti. Allora, per esempio